Un'amica sì. Siamo stati tanti anni insieme, però ultimamente lei è andata in pensione e allora, sai, aveva più tempo e abbiamo stretto proprio un'amicizia bellissima. Una persona splendida, un dolore enorme, perché lei mi stava tanto vicino, molto umana. Mm, Non si meritava questa fine così. È stato un dolore grande. Il ricordo della vicina di casa e amica di Elisa Spadavecchia, qui a Creazzo. La tragedia ha lasciato la comunità sotto shock. L'ex docente di inglese era molto conosciuta e amata, tutti la ricordano per il suo sorriso, la sua umanità e gentilezza e per la sua vitalità esplosiva. Era diventata nonna da pochi mesi. Piena di vita, fitness, piena di vita. Era una signora che amava la vita. Andava in palestra, faceva un corso di ballo, frequentava burraco, cioè era piena di attività. Era una donna esplosiva, era una donna bellissima.